Questa fascia che vedete questo gruppo di persone rappresenta la Confraternita dei Verdi. La Confraternita dei Verdi che è rimasta per tanti secoli a difesa della cristianità. In realtà la città era divisa in tante congregazioni. Tutte le congregazioni avevano assunto un colore, gli azzurri, i verdi, i rossi, e questa congregazione ha difeso l'ostia è stata rimessa dentro la sua loggia e i Verdi stanno prendendo posizione. La Confraternita dei Verdi era incaricata di proteggere l'ostia sacra questa sera, ma in realtà era Viridi Vitam. Sul vessillo c'è scritto Viridi Vitam. Ciao, l'ostia è stata conservata nella sua teca. I Verdi hanno compiuto il loro lavoro, che dal 1050 assolvono in questa città di Messina. La congregazione dei Verdi in realtà era la confraternita che era incaricata di combattere contro i musulmani. Per questo hanno assunto il colore dei Verdi, che è il colore, come si sa, dell'Islam, e combattevano contro i musulmani. Quindi questa congregazione ancora qua a Messina da quasi 1000 anni, siamo nel 2012, dal 1050 ancora protegge la sacra ostia, che viene conservata dentro l'altare laterale del Duomo. Nonostante siano passati quasi 1000 anni, ancora questi simboli antimusulmani sono mantenuti e le persone ripetono gli stessi gesti e sono coinvolti in queste manifestazioni. Scusi, che significa la fascia verde? Sì, significa l'appartenenza alla Confraternita dei Verdi. E storicamente che significa? Storicamente questi Verdi hanno protetto il Signore quando è stato perseguitato Sì, ma non mi sento autorizzato casomai lo sa, si rivolga al nostro... Comunque lei lo sa che cosa significa, sì, no? Sì, comunque è lì a sinistra, vada pure avanti e lì troverà il Grazie. Senta, cosa significa Compagnia dei Verdi nella storia? È una confraternita. Secondo la tradizione, questa confraternita, durante l'invasione saracena, quando i sacerdoti uscivano a portare il viatico ai moribondi, siccome c'era il pericolo che potesse essere attaccato il sacerdote dai saraceni, con l'ostia consacrata si costituì a Messina un gruppo di nobili uomini che proteggevano, facevano la scorta al Santissimo Sacramento, e ancora oggi segue questa tradizione. Quindi da quanti anni c'è questa tradizione?
200 e qualcosa, perciò diversi per questo secoli. il colore verde? Il colore verde perché era il colore sacro dei musulmani, perciò quasi in dispregio ai musulmani. Va bene. Grazie. Queste regole della processione messinese in realtà sono ben raccontate, ma in realtà i simboli che ci sono in questa chiesa parlano in altro modo, parlano di tolleranza, parlano di religioni, e qui abbiamo sul pulpito un esempio clamoroso, una delle 4 teste dei profeti eretici che sono rappresentate nel pulpito del Duomo di Messina è Maometto. Qui abbiamo Costantino, quello che ha scritto i Vangeli ufficiali, facendo sparire tutti gli altri Vangeli. Qui abbiamo un filosofo, probabilmente si tratta di Venero, che scrisse la religione dei Greci, e qui abbiamo Dante Alighieri, che fece quel grande poema. E questa è la rappresentazione dei profeti eretici nel Duomo di Messina, proprio sul capitello del calice del pulpito. Questo significa che questa chiesa è l'incrocio di tutte le religioni, di tutti i culti più importanti, che hanno rotato intorno a questo significato di religiosità senza frontiere. Allora,